Grazie Presidente, ma non ho capito se il capogruppo di Fratelli d'Italia abbia parlato a nome di tutte le forze di maggioranza, perché di solito è il collega Villanova che in quanto speaker della maggioranza che annuncia, però mi pare, penso... No, c'è una differenza significativa, però diciamo prendo per vero che la candidatura proposta dal capogruppo di Fratelli d'Italia sia, smentitemi insomma se non è così, sia la candidatura unitaria della maggioranza. Ora, con tutto il rispetto ovviamente per le dinamiche interne alla maggioranza e in particolar modo per il collega Soranzo che certamente meriterà pienamente l'incarico che le è stato affidato, non possiamo non registrare come attorno a una delle figure più importanti del Consiglio della Regione del Veneto, e cioè la vicepresidenza vicaria del Consiglio, abbiamo dovuto assistere in questi mesi a dei balletti continui all'interno della maggioranza che vi hanno portato a litigare non tanto sulle persone, a dimostrazione che la stima per Enoch è condivisa unilateralmente, ma dall'appartenenza politica di chi doveva sedere al suo fianco, Presidente Ciambetti, arrivando oggi finalmente a questa nomina soltanto perché settimana scorsa si è ricomposto l'organismo esecutivo con la nomina della nuova assessora. Ora io vi chiedo, e lo chiedo a lei Presidente Ciambetti perché è il primo e più di tutti che ha subito questi mesi di assenza del suo vicario come aggravio nei suoi adempimenti, ma io vi chiedo se davvero è così indispensabile far patire alla Regione del Veneto, anche all'interno delle istituzioni, questo balletto continuo tra Lega e Fratelli d'Italia, che litigate e trovate l'accordo soltanto quando è il momento di spartirvi le poltrone. Ci interesserebbe capire, per esempio, in cambio di cosa la vicepresidenza del Consiglio regionale passa dalla Lega e va a Fratelli d'Italia, se siete davvero convinti che questo sul piano politico-istituzionale sia la scelta più giusta, più rispettosa dei bisogni delle persone di questa regione. Ecco, per tutte queste ragioni, non avendo condiviso la mercificazione che avete fatto dei ruoli istituzionali all'interno di quest'Aula, annuncio a nome delle opposizioni la scheda bianca rispetto all'indicazione di voto e quindi non voteremo l'indicazione espressa dalla maggioranza.